Un buon parroco, ma anche un papa che comprendeva i segni dei tempi, un uomo che sapeva intervenire con semplicità e fermezza, ma anche un santo. Questi i tratti essenziali di Giuseppe Melchiorre Sarto, passato alla storia con il nome di Papa Pio X. Al pontefice nato a Riese è dedicata la monografia San Pio X, un parroco veneto divenuto papa, che è stata presentata oggi presso il Collegio Teutonico del Vaticano. Il volume è stato illustrato grazie agli interventi di Monsignor Lucio Bonora della Segreteria di Stato Vaticana e di Giampaolo Romanato, docente di storia presso l'Università di Padova e massimo studioso della vita di San Pio X. Il rinnovato interesse di storici e teologi verso Pio X rappresenta una chiave importante per cercare di comprendere la contemporaneità di un uomo di Chiesa che forse troppo presto è stato tacciato di conservatorismo. La sua riscoperta si fa oggi sempre più importante, hanno sottolineato Bonora e Romanato, soprattutto se si riflette sulla sintonia che unisce il magistero di Papa Sarto a quello di Papa Bergoglio, entrambi sostenitori di una Chiesa povera, forte e misericordiosa, da vivere con sobrietà e umiltà. Siamo contenti di aver presentato la pubblicazione su Papa Pio X qui in Vaticano, perché c'è un filo rosso che lega Papa Sarto a Papa Francesco. È l'umiltà, la modestia, la povertà professata, ma soprattutto credo che come Papa Sarto è un parroco di campagna che poi è diventato Papa, lo stesso mi sembra che sia per il pastore Papa Francesco, che da umile diciamo parroco vescovo di Buenos Aires adesso sta dirigendo la Chiesa e ha dato alla Chiesa un'impronta totalmente diversa. Il volume, realizzato dall'editore Le Tre Venezie, è stato curato da Tonino Bortoletto e Roberto Valente e realizzato con la collaborazione della Regione Veneto. La monografia, ricca di foto inedite, raccoglie anche interventi e studi storici, sociali e artistici di Giancarlo Cugnal, Angelo Daniel, Angelo Rigo, Franco Posocco e Pietro Zander.